L'ora X è fissata per le 15 di venerdì, quando sarà innescata la prima delle 40 microcariche esplosive installate in diversi punti dell'area di movimento franoso che da qualche settimana minaccia l'abitato di Schiucazzi, in comune di Pieve dal Pago, primo passo di un'operazione più ampia di messa in sicurezza della zona. Verrà fatto brillare la parte più compatta del corpo franoso in modo da sbriciolarla, frantumarla e appunto farla scendere a piccoli pezzi in modo da evitare possibilmente i danni alle abitazioni che stanno sotto. Il paese è stato evacuato già un mese fa e container con reti paramassi sono già stati posizionati a difesa degli edifici. Sarà fatto brillare quella parte appunto centrale, sono 1000-1500 metri cubi, e dopodiché si interverrà in maniera meccanica con i macchinari, i mezzi d'opera, per togliere il materiale che è sceso fino sulla sede stradale, e poi nei giorni successivi si interverrà appunto sempre con mezzi meccanici per rimuovere anche la restante parte del corpo franoso. La prima parte, quella che elimina il pericolo per le abitazioni, è la più delicata dell'intera operazione, un'operazione che vedrà impegnati uomini di Veneto Strade, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine, e che prevede anche l'uso di un drone e di 6 telecamere. Noi stimiamo in alcune settimane di rimuovere tutto il materiale del corpo franoso, sono 5-6 mila metri cubi di materiale. È già stato individuato il punto di stoccaggio. Una volta rimosso il materiale in movimento sarà da riprofilare tutto il versante della collina, e quindi ci vorrà un po' di tempo, ma è evidente che fin tanto che non viene rimosso la parte appunto che si sta muovendo, è difficile fare una stima precisa dei tempi necessari per terminare il lavoro consolidando tutto il versante.